con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggio la cinta a San Teodoro. How about getting off of these antibiotics? How about stopping? Ad aprire il convegno della riunione turritana è stata l'edizione numero 1 del Memorial Salvatore Migheli, personaggio storico dell'Ippica Sarda scomparso lo scorso 17 gennaio. La corsa riservata agli anglo-arabo di 4 anni e oltre, sulla distanza dei 2200 metri, ha visto imporsi nettamente Van Da. Facile al comando e libero di impostare a piacimento il ritmo, l'allievo di Fabrizio Pinna, con in sella Gavino Sanna, ha centrato l'obiettivo con estrema facilità, amministrando in sicurezza il vantaggio accumulato durante il percorso. Il rientrante Tai Tai ha provato a stare in scia, ma ha recuperato poco sul vincitore ed è calato alla distanza, superando anche da Yogi da Claudia, che emergeva per la seconda moneta. Quarto posto per Wolverine. A fine corsa abbiamo sentito Gavino Sanna e il proprietario Alessandro Nencini. Gavino, Van Da, Van Da, dai, non c'è bisogno di presentarlo. Senti, poco più che lavoro. Sì, bravo. Bisogna corso bene anche livello dell'Uni. Il secondo parte da una gara che ha fatto ora in Sardegna, diciamo, dai. Sì, c'avevo i riferimenti, oggi ha fatto. Oggi ha fatto il suo, dai. Complimenti, Gavino. Grazie. Paglio, ippodromo. È un bel cavallo, veramente preparato bene e niente, c'era questa corsa, il cavallo sta bene, rientrato benissimo e si è detto vabbè facciamola. Sì, l'avevamo detto a Gabbo, ma sostanzialmente perché comunque preso che non c'aveva solo un terzo e poi è iniziata la sua ascesa. No, ma il cavallo soffre di sono andato a Firenze a correre, il cavallo niente, è stato solo i viaggi li soffre, però qua Senti, ora la stagione, altri 2 mesi di attività, lo vedremo. ma non so, mi sembra di aver visto che c'è una condizionata qui a Sassari. Poi ci sarà la Cidro. E poi penso forse che se parlava ancora con Fabrizio, deve dirlo anche Fabrizio, però mi piaceva vederlo sulla sabbia follonica, magari perché penso che possa andare bene sulla sabbia, quindi vediamo Aveva già vinto pure la Cidro. vediamo programmi poi dopo Ok, tanto. perfetto, complimenti. Grazie. Thank you, silence, yeah. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale sponriver.biz e iscrivetevi al canale YouTube Sponriver Biz Channel.